Buongiorno a tutti. Oggi vedremo una partita fantastica che si potrebbe chiamare la caccia del re. Questa partita è stata giocata da un mio allievo, bravissimo, Francesco Puglia si chiama, di Roma, e diciamo che ha uno stile molto creativo, stravagante in senso positivo, cerca sempre, non gli basta vincere, ma gli piace proprio vincere anche artisticamente, giocando a volte delle magnifiche partite che possono anche essere come questa, delle vere e proprie opere d'arte dal punto di vista artistico. E siamo nell'ottobre-novembre del 2019 e Francesco mi accompagnava a Figueira de Foz, una località portoghese sull'Oceano Atlantico, a giocare un torneo internazionale dove ha avuto modo di cimentarsi contro avversari esperti e vediamo una di queste partite che sono molto brillanti. Francesco inizia con E4 e gli giocano C6, la cosiddetta Caro-Kann. Gioca D4, D5, ecco a questo punto la variante più aggressiva è E5, la variante di spinta, e non ci sorprendiamo nel fatto che Francesco abbia scelto sta mossa. Il nero gioca alfiere F5, ecco adesso una giocata molto aggressiva, una mossa molto aggressiva, H4. Qual è l'idea di H4? Ma il punto è che se nero continua con una mossa di sviluppo normale come E6, l'alfiere in F5 potrebbe diventare presto un pezzo privo di mobilità. Potrebbe essere intrappolato da mosse come G4, alfiere E4, F3, alfiere G6 e H5. E l'alfiere cade, è intrappolato, scacco matto all'alfiere. Il nero deve quindi giocare H5 indebolendosi un po' l'ala di re. A questo punto la mossa più comune secondo la teoria è alfiere di 3, cosa che Francesco sa e sapeva. Ma ok, premetto anche che mentre ok, ovviamente abbiamo visto altre aperture, ma questa partita, questa variante non l'avevamo preparata. È stato lui che diciamo che ha molte idee geniali. Ecco, e qui anziché giocare la mossa teorica alfiere di 3, ha giocato l'ambiziosa alfiere G5, che è una mossa che addirittura all'inizio Stockfish a basse profondità, ma soprattutto lo Stockfish e il motore d'analisi di 2 anni fa faceva molta fatica a capire e attribuiva addirittura un vantaggio al nero. Perché? Perché è vero che l'alfiere in G5 ha il pregio di sviluppare un pezzo e evitare la mossa di sviluppo naturale E6. Il nero non può spingere il pedone in E6 perché perderebbe la regina. C'è anche da dire che l'alfiere lascia indifeso il pedone in B2, che potrebbe venire attaccato, come è successo in partita, da donna B6. E ora cosa facciamo da bianco? Perdiamo un tempo per difendere il pedone. In realtà con B3 è una mossa cattiva, indebolisce alcune caselle nell'ala di donna e non è certo il piano del bianco. Francesco continuò con alfiere di 3, lasciando il pedone in B2 proprio al suo destino. Di fatto il nero giocò alfiere per D3, donna per D3. Ora col senno di poi si potrebbe dire che una mossa un po' più prudente sarebbe stata E6, provando a svilupparsi, anche se il bianco avrebbe comunque una posizione un po' preferibile dopo mosse come cavallo D2. Il nero catturò in B2, ora il nero ha un pedone in più e in più sta attaccando la torre in A1. La torre in A1 è sotto attacco. Cosa fare adesso da bianco? Abbiamo già sotto un pedone, dobbiamo difendere la torre? In realtà ci aspetta qualcosa di strepitoso. Il bianco gioca E6, un sacrificio prettamente posizionale che impedisce all'avversario di sviluppare l'ala di re. Anche se il pedone è in presa, perché si può catturare, comunque il problema è che questo alfiere non potrà uscire. Il cavallo non ha molte case
Dopo F per E6, queste case, ci sono case deboli, l'alfiere non può uscire, appunto, il re è molto debole, il bianco ha la casella in E5, che sarà un gioco molto molto interessante per il bianco. Qua il nero ha preso in E6, su donna per A1, donna B3, contrattaccando B7, perché il nero probabilmente avrebbe dovuto trasporre, giocare, difendere B7, perché sennò cade sia la torre sia il cavallo. Giocare mosse come B5 con continuazioni simili alla partita dopo arrocco e cavallo C3. Comunque qui il nero ha catturato in E6 e il bianco ha continuato con lo sviluppo. Cavallo F3. Il nero ha catturato la torre che non va da nessuna parte, il bianco non la poteva salvare, e qua Francesco gioca donna B3. Una mossa bellissima. Perché la mossa donna B3 è fortissima? Allora, la donna in A1 è in trappola, la donna in A1 non va da nessuna parte. Dove può uscire la donna in A1? La donna in A1 non ha caselle. Notiamo che di 4 è controllata. Il bianco vuole giocare a rocco e cavallo C3 per intrappolare la donna nera. C'è da dire che anche un'idea come donna per B7 non sarebbe male. Se noi, per esempio, se il nero prova a continuare lo sviluppo, a parte che il bianco può arroccare e continuare con i suoi piani, ma anche donna per B7, con idea di arroccare, poi con calma catturare la torre e poi il cavallo, è devastante. Su cavallo di 7 si potrebbe catturare la torre con scacco, arroccare, il bianco ha recuperato la torre, è un vantaggio, un'iniziativa davvero fortissima che lascerebbe il nero davvero in difficoltà perché la torre e l'alfiere non stanno giocando e non giocheranno per lungo tempo. Il nero quindi decise di giocare B5 per mantenere la torre in più, Francesco arroccò e ora è imparabile la minaccia di cavallo C3 intrappolando la donna. Il nero giocò A5, bianco giocò cavallo C3, nero giocò A4, donna A3, qua notiamo che la donna nera è in trappola, la donna nera non può salvarsi. Il nero quindi decide di vendere cara la pelle, gioca donna per F1, re per F1. Arriviamo in questa posizione. Uno sguardo superficiale potrebbe dire, ok, il bianco ha guadagnato la donna, ha vinto. No, non è affatto così. Il bianco ha ceduto 2 torri per la donna. Di fatto il bianco ha anche meno pedoni, quindi anche se il bianco ha, tra virgolette, guadagnato la donna, il nero continua ad avere vantaggio di materiale. Di fatto il bianco ha 6 pedoni, il nero ha tutti gli 8 pedoni e ha 2 torri contro la donna. Cioè, quindi, se facessimo un calcolo di materiale, visto che si dice che la donna va a 9 punti e le torri 5, il nero avrebbe 3 unità di materiale in più, 2/3 unità di materiale in più. Un bilancio disastroso per il bianco dal punto di vista del materiale, eppure la posizione bianca è completamente vinta. Una concezione stupenda da parte di Francesco. Ora, questi pezzi fanno fatica a giocare, l'alfiere in F8, la torre in H8. I pezzi bianchi potranno attivarsi in caselle molto molto buone, attaccare tutti i pedoni, anche l'alfiere è molto forte, la donna potrà attivarsi e il nero non potrà fare nulla. Il nero qua ha giocato cavallo di 7 e ora cavallo E5. Cavallo E5 minaccia cavallo per C6, ma più che altro anche cavallo G6 e ha come idea anche quella di cambiare l'unico pezzo sviluppato del nero. Il nero ha catturato in E5 per parare tale minaccia, ma dopo D per E5 ora questo pedone è molto forte e tra l'altro sottrae questa casella al cavallo in F6. E i pezzi neri nell'ala di re non collaborano alla difesa. Il nero continua ad avere un vantaggio di materiale, ma verrà proprio spazzato via. Il nero gioca G6 con l'idea di far uscire l'alfiere e a questo punto donna C5 attivando la donna. Re D7 e ora il bianco gioca una mossa molto promettente che è alfiere E3. C'erano altre mosse interessanti, si poteva sacrificare il cavallo, come vedremo dopo. Forse c'era anche un piano molto interessante che voleva andare in D4 o in F4, che probabilmente avrebbe portato al soffocamento della posizione del nero. Per esempio su cavallo H6, cavallo F4, avrebbe potuto seguire. In caso di torre G8, donna B6 che minaccia un attacco doppio, torre C8, cavallo D3 con l'idea di entrare in C5. In C5 ci sarebbe un attacco contro il re e il pedone,
il nero è davvero in crisi. Per esempio, se il nero prova ad attivare il cavallo, davvero qua la posizione inizia a diventare scomoda. Donna qua, si minaccia la torre, se la torre si sposta, per esempio in D8 cade C6 e 6 e il nero è davvero in crisi, casca proprio tutto. Quindi anche questa manovra era molto forte dal punto di vista posizionale, ma Francesco gioca alfiere E3 che è un'idea davvero forte. Questa mossa gli è costata molto tempo sull'orologio e ha un'idea davvero nascosta, un'idea che anch'io faccio fatica a concepire. Tale idea non è sacrificare il cavallo in B5, che è appunto qualcosa di troppo poco creativo appunto per Francesco che vuole un'idea difficile. La sua idea sarà sacrificare il cavallo in D5, giocando qualcosa di proprio spettacolare. Allora, diciamo che a questo punto vedremo, tra poco vedremo anche l'utilità dell'alfiere in E3. Allora, a questo punto il nero ha giocato alfiere G7 e ora segue appunto cavallo per D5, una mossa davvero forte che distrugge la catena di pedoni del nero, minaccia cavallo B6 con attacco doppio e se nero accetta il sacrificio è KO. Donna per D5, si controlla anche 8, quindi si evitano possibili migrazioni del re. Sulla D8 l'alfiere in E3, questa mossa fortissima, l'alfiere si unisce all'attacco con conseguenze devastanti. Caso di Re C8, Donna C6, anche qui la posizione è vinta, per esempio Donna B6, Re C8, Donna per E6 scacco, Re B8, Donna B6, Re C8 E6, e ora il nero non riesce a difendersi di fronte alle innumerevoli minacce come alfiere F4 e Donna C7 matto. Il nero è davvero privo di difesa, davvero, questo sarebbe proprio un successo enorme della strategia d'attacco del bianco. Il nero qua, di fatto dopo cavallo per D5 giocò E per D5 che sembra la difesa più forte, ma ora segue E6. Una mossa davvero potente. Il punto è che il nero è in crisi perché su Re per E6 segue Donna per C6 con un attacco simile alla partita e faccio notare che come minimo c'è un attacco doppio a Re e Torre. Su Re E8 Donna per C6 anche c'è un attacco doppio con reti di matto. Su Re D8 c'è matto, anche così c'è matto, la forza dell'alfiere. Ecco qua, anche su Re F8 si cattura la torre con matto. Qua sì, qua voglio far notare appunto la forza di questo alfiere sempre, che per esempio su Re C7 permise donna B6 e la donna appunto entra. Re D6, alfiere C5. L'alfiere in C5 sarebbe stato inutile, qua è davvero un mostro. Re per E6, donna per C6, con attacco doppio. Ora il nero vorrà giocare un tentativo di migrazione del re, giocando Re E5. Il bianco avrebbe potuto catturare in A8 la torre, ma questa è un'alternativa troppo semplice per Francesco. Francesco voleva un matto memorabile perché vincere va bene, ma è ancora più bello vincere con stile. E a questo punto la bellissima F4 che sacrifica anche un pedone. E io non avrei giocato, io avrei preso la torre e non avrei potuto finire così in bellezza. Dopo F4, re per F4, a questo punto donna E6 che restringe la mobilità del re nero e minaccia un matto lungo le diagonali. Per esempio su alfiere F6 o cavallo F6 avrebbe potuto seguire alfiere 3 con questo bellissimo matto sulle diagonali. Nero gioca alfiere E5 per interferire, perché ora la donna non supporta più l'alfiere in E3. A questo punto donna per D5. Minaccia donna F3 matto perché l'alfiere in E5 toglie la casa di fuga al re nero. Il nero è tornato con l'alfiere in G7. Ora su donna F3 il re scapperebbe in E5, ma ora il bianco gioca una mossa stupenda e il bianco gioca re F2. Una mossa davvero bella che mi diceva appunto Francesco che
va visto temi simili risolvendo moltissimi studi, risolvendo moltissime composizioni che sono problemi tattici difficili, molto più difficili dei puzzle rush che si trovano su chess.com. Posizioni che magari richiedono anche mezz'ora di tempo per poter essere risolte. E è come un allenamento, no? Con dei pesi più pesanti. Allora qui re F2 elimina totalmente la mobilità del re nero. Ora c'è l'idea di intrappolarlo con G3. Il nero prova a giocare torre F8 creando un attacco di scoperta contro il re bianco, ma non serve a nulla. G3 scacco, re G4 mossa unica, re G2. Qua si continuano a controllare varie caselle di fuga del re nero e ora ci sono varie minacce per continuare un attacco da matto. Alcune minacce sono donne 4 o donne 6. Si noti come il re in G4 sia appunto prigioniero nello schieramento bianco e non possa scappare. Però ho dimenticato di dire donna G5, la minaccia di matto più semplice. Nero gioca alfiere H6, ma ora donna E6. Scacco, torre F5, donna E2 e il nero abbandona. Il nero abbandona in previsione di torre F3, donna per F3. Beh, penso che sia stata una partita davvero bella, no? Il re è finito in G4. È stato curioso l'itinerario del re nero, è andato in D7, è andato in C7, in D6 e poi è marciato verso appunto lo schieramento bianco, ha terminato la sua corsa in G4. Ma secondo me sono stati alcuni momenti stupendi, come il sacrificio in D5, dove il cavallo è in presa di entrambi i pedoni, e anche questa mossa E6 molto lungimirante che distrugge lo sviluppo del nero, e anche una corretta valutazione di questa posizione dove, nonostante si sia recuperata la donna, rimangono 3 unità di materiali in meno, ma il bianco ha un vantaggio decisivo. Quindi complimenti Francesco per questa grande partita e speriamo che continuerà a giocare partite ancora più belle e speriamo che questa partita possa servire di ispirazione per alcuni utenti. Grazie mille e a presto. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!